Aspiranti veneziani cercasi. Se siete stanchi di vivere nella solita città e subite il fascino della laguna, questo è il vostro momento. Venezia, infatti, cerca nuovi abitanti. Italiani e stranieri, singole famiglie, tutti sono ben accetti pur di ripopolare la Serenissima. Sono già 270 le firme raccolte dall'organizzazione Venezia.com, tutte vogliono fare di Venezia la propria città. Una laguna dalle due facce. Gli abitanti rimasti lungo Calli e Campielli, infatti, sono ormai quelli di un quartiere e nemmeno troppo popoloso. Nel mese di novembre si è toccato il minimo storico, meno di 60.000 abitanti. I turisti, invece, che quotidianamente popolano il centro storico, sono circa 150.000. Pian piano morirà, ma finché che gli alberghi che tira, gente, gli affitti costano cari. E gente naturalmente va a Mestre, a vicinanze. E per sottolineare il triste fenomeno dello spopolamento si è scelta la via di un simbolico quanto spettacolare funerale della città. Dietro una bara color lilla un corteo funebre galleggiante, un ufficiante di nero vestito, le note di un pianista, una vedova in lacrime, telegrammi, corone di fiori e tante persone a salutare una città che secondo alcuni sta scomparendo. Nessuno la tirerà più su. Per tirar su una casa da morto ci vogliono delle braccia. Ma per gli organizzatori del corteo la città è tutt'altro che in via di estinzione e il funerale non deve rappresentare un momento di lutto ma di rinascita. Venezia non è morta, è solo stanca. Così quando dalla bara esce a sorpresa l'araba fenice scatta la festa.